Viaggiatori, buongiorno! Buongiorno! Sabato 15 febbraio, weekend di San Valentino, passarlo in camper ci sta. Sì. Dove siamo, signora Michela? Siamo questo fine settimana? ad Arquà Petrarca, provincia di Padova. Siamo immersi nei Colli Euganei. Per la prima volta vediamo i Colli Euganei. Tra l'altro. Tanta roba, abbiamo dormito qua ieri sera, qua non ci passeremo mai. Sì. Ok, adesso cambiamo parcheggio perché qui si sta riempiendo, è piccolo e secondo me poi non usciamo più. Sì. Ok. Già adesso siamo lì. Esatto, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Dicevamo, sì. Cambiamo parcheggio stamattina, abbiamo trovato un altro di libero come questo. In eventualità ce n'è uno a pagamento che adesso vi facciamo vedere, però sono 2,20 € all'ora. H24. Tantino. Magari non so, un paio d'ore per visitare il paese ci sta, fermarsi a dormire No. non credo valga la pena, però sempre soggettivo. E niente, andiamo su, abbiamo 3 km, quindi vabbè. Parcheggiamo, vi facciamo vedere dove e poi visiteremo Arquà Petrarca e i dintorni, una passeggiata nei Colli Euganei, quindi andiamo verso. State con noi. Questo qua sulla destra, ragazzi, è il parcheggio a pagamento, molto comodo al centro perché è proprio sopra lì, ma appunto abbastanza caruccio e quindi l'abbiamo evitato ieri sera. Da notare la giornata. Finalmente c'è un sole mostruosamente bello. E che carino però. Sì. Cioè ieri da noi c'era quasi la neve in città, Sì. vuol dire, guarda qua, oggi. Ma ci stava sta giornata però. Sì, bella limpida. Quindi una buona visita da qua a Petrarca e poi 4 bei passi sui Colli Euganei che dovrebbero meritare bene. Qui potrebbe esserci qualche problema con dei camper un po' più Grandi. grandi. Però ne ho visti venire su 2 o 3 stamattina di mansardati. Con calma si fa tutto. Sì. Beh, ci si passa, Sì, ci sono alcuni serenamente. punti che dici, aspetta un attimo. Parcheggio trovato, ragazzi. Siamo in una zona residenziale, quindi anche carino, non c'è nessun tipo di divieto. No, Siamo a 800 metri dal paese, che dovrebbe essere dietro la leggera pendenza, ma non vediamo l'ora di camminare anche stamattina. Noi andiamo verso il paese, ci vediamo direttamente là, vediamo qualche informazione e poi vi facciamo vedere qualcosa sul paese. La passeggiata da questo versante è molto carina e immersa nella natura, sì. veramente bella. Arquà Petrarca deve il nome all'omonimo poeta, ovviamente, che trascorse gli ultimi anni della sua vita proprio qui. Salendo da questo versante o dal parcheggio dove siamo partiti noi, infatti la prima cosa che troverete da visitare è appunto la casa dove è morto il poeta. La casa di Francesco Petrarca deve essere molto interessante da vedere, da quello che abbiamo letto online è perfettamente tenuta e gran parte degli arredi dovrebbero essere gli originali di come la casa era fatta. Purtroppo però capibilmente l'accesso è negato ai cani
quindi non riusciamo a farvela vedere, non riusciamo a vederla nemmeno noi. Vabbè. Vi lasciamo in descrizione magari il sito dove poter dare un'occhiata e noi proseguiamo alla scoperta di Arqua Petrarca. Stiamo salendo al Monumento dei Caduti e da qui sopra si nota il parcheggio a pagamento che vi dicevamo stamattina, mentre quel parcheggio lì è dove abbiamo dormito stanotte. Ma che visuale da qua. Per pranzo in teoria ci sposteremo in questa zona qua col camper che è un po' più panoramica. C'è un pianoro di un monte, di un colle, e pranzeremo lì e secondo me c'è anche un po' di panorama. Nella parte bassa della città e sopra al parcheggio a pagamento si può trovare anche la tomba del Petrarca dove sono state depositate le salme che giacciono appunto qui ad Arqua. È un borgo veramente bello, visitabile in un paio d'ore, sì, penso. È piccolino ma molto 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 carino. molto easy, molto... A parte che c'è un silenzio. Sì, carino. Veramente bello. Una bella passeggiata, poi con sto tempo immersi nei colli. Ha sempre il suo fascino. Veramente carino, ricco di localini, di locali caratteristici, per fare un aperitivo, per fare uno spuntino, insomma, qui trovate un po' di tutto. Veramente carino. Signori, 11:15, quindi sprizzongi. Cheers. Prima di dirigerci al camper che poi sposteremo verso l'alto, quindi penso pranzetto in Già quota. Sì, no? Già su. Ah, vero, perché si sente il microfono. Salute. Arrivati in camper ragazzi, quindi adesso partenza e direzione Pianoro del Mottolone dove faremo pranzo. Pranzone. Michela sale addetta alle riprese, quindi se le vedete storte è colpa dello spritz. Che ansia. Sono 5 minuti di strada, la strada da quello che abbiamo letto dovrebbe essere abbastanza strettina. Vediamo, filmiamo per voi. Scopriremo. E scopriremo andando. Ci vediamo su al Pianoro. Ok, partiamo già belli stretti. Speriamo bene. È bella ripida, la strada non è particolarmente stretta al momento, però ripida. Allora ragazzi, il navigatore vi fa uscire qui sulla sinistra, ma è impossibile fare sta svolta qua a sinistra, quindi girate a destra, proseguite per 500-600 metri, vi girate su un agriturismo e ritornate su, che far quella curva lì è impossibile.
Allora, strettina è strettina la strada, per carità. Mi raccomando quella curva lì, perché non riuscite a farla. Abbiamo provato, ma evitiamo. Cioè, persi 20-30 anni di vita, Sì. lasciamo stare. Quindi girate giù a destra, giratevi e tornate su. Poi venire su si viene, per carità, senza problemi, con un po' di attenzione. Ok, abbiamo parcheggiato sul parcheggio sopra lì e siamo contornati dai colli. Con sta giornata qua speriamo tanto in un bel tramonto, ma ora andiamo a preparare le pappe che ci stanno. Quindi ci vediamo dopo, che esploreremo un po' qui intorno. Pronti ragazzi, mangiato, riposato e adesso partiamo a camminare un po'. Parecchi i sentieri da trekking qui intorno che vanno sia su di là, fanno tutto il giro di là, ce n'è a perdere veramente. Noi andiamo giù di qua, andremo giù, faremo un anello che poi torna su da dietro, quindi 3 km, un'oretta, ma via. Ci stanno tutti quanti. Sì. Partiamo a camminare. Ma che giornata, sembra un assaggio primaverile quasi, Sì. no? Che spettacolo, Devo dentro al dire camper ci sono piacevole. 25 gradi. Peccato che non mi credi, perché lo so che non mi credi. Magari una volta questi posti qua può essere. Vedi che la sente. Perché è andato proprio qua. Sì? Sì. Tipo Red Toby. Però fatalità è andato Vabbè, realizzando. normale che la senta. Vediamo se riesco a farvi vedere il camper. Quello lì in centro dello schermo. Ci arriveremo da dietro. Comunque meraviglioso questo luogo. Veramente bello. Abbiamo anche visto un animale non ben identificato che ha attraversato il sentierino. Michele dice che era. Dato che siamo noi che attraversiamo il bosco. Non si sente praticamente rumore, è stupendo. Ci stava da paura. Anche questo weekend un dislivello non indifferente. Non indifferente, porteremo a casa in totale fra stamattina e oggi pomeriggio quasi una decina di chilometri anche oggi, quindi. Ma non è neanche, è proprio il dislivello, perché non sono i 10 km di sé, che non sono tanti. Sì, che anche Arqua Petrarca comunque su e giù, su e giù. Però vabbè, dobbiamo far gamba e Sì, va dobbiamo bene così. rifare la gamba perché ce l'avevamo messa bene, ma l'abbiamo persa. Già. Quindi sudata ma meritata. Arrivati ragazzi, un'ora circa. Sì. Ci stava. Peggio. Dalla ripidità della discesa. Ripidità della discesa pensavo di arrivare devastata. più o meno. Ma adesso quasi. merendina e poi attendiamo il tramonto. Stasera ovviamente dormiremo qui e mi sa che saremo anche da soli. Sì. Spettacolo. Che spettacolo ragazzi. Si è riempito il parcheggio di gente, di giovani. Sì, è così. Bello perché vabbè, perlomeno qualcuno che fa qualcosa di alternativo. E sano e sano. bello. Però sto pianoro qua, sta camminata qua è veramente carina, c'è il sole di fronte, guardate che roba. Viaggiatori cari, noi si torna in camper, cenetta, domani mattina si torna a casa e ci vediamo al prossimo video. Ciao!